La Sicilia istituisce la giornata contro il bullismo che, focalizzando il personaggio di Rosso Malpelo, vuole che ogni anno si apra all'interno delle scuole dell'isola un percorso di riflessione che sfoci in un momento educativo delle giovani generazioni. Così l'assessore regionale all'istruzione e formazione Mariella Lobello ha presentato l'iniziativa al Castello Utveggio, sede del Cerisdi, con la firma di un protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale. La scelta di un hashtag "Aiutiamo Rosso Malpelo" ha un significato particolare, sottolinea la Lobello, che aggiunge: vogliamo catturare l'attenzione dei giovani parlando il loro linguaggio ed educarli alla cultura della non violenza attraverso quello che rappresenta un bulletto siciliano ante litteram. Ma Rosso Malpelo, spiega l'assessore, è un personaggio con un'infanzia difficile, un conseguente cattivo rapporto con la società che lo circonda, e tutto questo sfocia nella violenza e nella prevaricazione del più debole ranocchio. La scelta di Rosso Malpelo ha dunque anche la funzione di istruire i giovani a riconoscere il grido d'allarme dei violenti. Con questo protocollo sanciamo, con un protocollo con l'ufficio scolastico provinciale, che bisogna aiutare il Rosso Malpelo. Cos'è? Parliamo di bullismo, mi pare assolutamente chiaro, però piuttosto che guardare all'isolamento dei troppi casi di bullismo bisogna fare in modo che vengano combattuti dall'interno delle istituzioni scolastiche, coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo l'ambiente in cui spesso casi di questo genere si verificano, perché è chiaro che un luogo sicuro per eccellenza deve essere la propria casa, così come deve essere la scuola. L'assessore Lobello chiederà anche al Cerisdi di intitolare un'aula al giovane Aldonaro, il neomedico ucciso in discoteca qualche giorno fa dopo una lite. Con oggi, oltre che siglare questo protocollo che mette insieme scuole, istituzioni, regione ed istituzione scolastica, vogliamo fare in modo che ci sia l'istituzione di una giornata contro il bullismo. Insieme a questo non è certamente un caso di bullismo, ma crediamo che una lite, anche se per futili motivi, non possa essere la causa della morte di un giovane ragazzo che prendiamo ad esempio, così come chiamiamo ad essere insieme a noi il Rosso Malpelo, rappresentando chi va aiutato. Alla stessa maniera vogliamo parlare dei sogni infranti dei troppi giovani, e per questo chiederemo al Cerisdi di intitolare ad Aldonaro, giovani di sicura speranza e di grande capacità, un'aula del Cerisdi, che come sappiamo è una sede istituzionalmente di grande valore, che deve poter dare alla formazione e non solo una grande occasione di un luogo dove ci si possa confrontare. Questo è il luogo dove Papa Giovanni Paolo II partecipò al convegno delle chiese italiane. Da qui vorremmo poter partire per parlare insieme di scuola, di occasioni e di superamento di quelle criticità che hanno il Rosso Malpelo, un po' un testimonial al contrario. Un'intesa di contrasto al fenomeno del bullismo, non contro i bulli. Il bullismo è un fenomeno antico. Se vi ricordate Franti del libro Cuore, che era definito sporco, brutto e cattivo, in realtà Franti non era cattivo, ma era il cattivo. Era un ragazzo che recitava il ruolo di cattivo, supportato in qualche modo, anche solo col silenzio, dal gruppo classe. Quindi il problema va approcciato e affrontato in maniera integrata fra le varie istituzioni, e non come problema del singolo ragazzo, ma come problema del gruppo classe. Quindi certamente per punire, certamente per correggere, ma prima ancora per capire ed essere di sostegno ai giovani e alla classe, di capire dove nasce il disagio, spesso in famiglia, spesso nella scuola, e di contrastarlo. Qualcosa che parte dalla Sicilia. Assessore Lobello, parte